Un'onda di speranza fatta di memoria e ricostruzione. In 200, pellegrini dalla terra che 60 anni fa venne rasa al suolo per l'avidità dell'uomo alla tomba di San Pietro per incontrare Francesco. Una giornata storica per superstiti e sopravvissuti del Vajont, per le autorità civili e religiose, nel 60° del disastro che causò la morte di 1910 persone. Artefici e testimoni di semi di risurrezione li ha salutati il Papa con gratitudine nell'udienza privata ospitata nell'aula clementina del Vaticano. Abbiamo avuto la sensazione proprio di essere accolti in una casa così che ci ha dato il senso proprio più bello del ricostruire, dell'aprire lo sguardo sul futuro. Grazie di cuore le parole di incoraggiamento di Papa Francesco ai pellegrini, onda di vita e di fraternità, mentre cita il Cantico delle Creature, scritto 800 anni fa da San Francesco. Il Papa ha riconosciuto anche un po' quello che è il nostro specifico nelle terre lungo il Piave, nell'Ongaronese, ma nel Bellunese, nell'alta montagna, quello di ricreare un rapporto di armonia, di contemplazione, ha detto lui, nei confronti del creato. La cura del creato, ha detto il pontefice, non è un semplice fattore ecologico, ha a che fare con la vita dell'uomo, così come il creatore l'ha pensata e disposta, e riguarda il futuro di tutti. Un messaggio forte e diretto è arrivato al cuore della comunità longaronese. Il Vajont deve ancora insegnare. Questo 2023 e questo inizio del 2024 abbiamo concluso un lungo percorso di iniziative, di momenti di riflessione per una tragedia che ha toccato veramente le corde di tantissime persone. Le parole del Papa sono state veramente un momento di grande intensità e sulle quali sarà necessario riflettere per il messaggio di speranza e di apertura verso il futuro. Senza memoria non possiamo vivere e senza la responsabilità non siamo degni di vivere. Quindi noi dobbiamo ringraziare, quindi ci ha preso il groppo alla gola pensando che il Papa ci sproni per questo. Al termine del messaggio di Papa Francesco, i saluti personali e l'offerta dei doni della terra bellunese, Roberto Padrin, anche nel suo ruolo di presidente della provincia, ha donato al Santo Padre un pastorale realizzato dallo scultore Mauro Lampo in legno di abete della tempesta Vaia con l'effigie di un pesce, simbolo di Cristo.